Nel mentre che mi sono alzata, infilato il pigiama, ho visto il topo che saltava fuori da una borsa. È andato dietro all'armadio in camera. Dov'era il topo? In casa, in camera da letto? Sì, assolutamente sì. Ci hanno rosicchiato tutto, buttato via tutto, da mobili a vestiti, borse, scarpe, di tutto, tutto. È il racconto tra le lacrime di Emilia, 58 anni, da mesi, con la figlia Sara, 30 anni, vive sotto assedio dei topi. La casa ne è letteralmente invasa. Topi sul letto, dentro al frigo, nella busta della spesa e persino nella cappa della reazione, letteralmente mangiata dai morsi dei roditori. Vedete? Questo sacchetto tutto mangiato dai topi, dentro e in armadio. Vivo con i topi in casa e che da circa 5 mesi stiamo facendo segnalazioni in qualsiasi istituzione possibile, ma a quanto pare nessuno se ne interessa. È il racconto da incubo di madre e figlia. Vivono al terzo piano di questo stabile di via Correnti di Insula, qui nella zona notoriamente conosciuta da tutti come la Casbah di Marghera. Probabilmente sono entrati per queste grate che coprono i tubi del gas perché sono usciti proprio dal contatore. L'altro giorno l'Insula ha mandato gli operai per chiudere le grate, mettere le grate sulle intercapedini sotto del palazzo. Hanno messo una rete là e una rete dall'altra parte di qua. Basta, questa è l'unica cosa che hanno fatto. Ma le reti e i battiscopa dei marciapiedi non servono a nulla. I topi sono già saliti da novembre scorso fino al terzo piano. Mamma e figlia hanno scritto a tutti, sindaco, assessore di competenza, presidente di municipalità. Hanno risposto solo i servizi sociali, dicendo loro di mandare avanti la pratica per l'avvio della disinfestazione, pazientando però per i tempi d'attesa. Una vera beffa, insomma, con i topi che continuano a proliferare ovunque, con i gravissimi rischi di leptospirosi. Qui, burocrazia a parte, bisogna agire tempestivamente. È una vergogna, una vergogna. E le istituzioni si devono muovere, si devono muovere. Chi di competenza deve venire almeno a vedere la situazione. Vergognosi, non se ne può più veramente.